Sì, no, io invece vorrei fare una domanda, però no, di quel tipo K. AIE tecnica e forse Anciasando. Francesco Marangon, Università del Friuli. Buonasera. Ciao Linda. Mi vedi di Mandi schiena? Francesco, Ah, brava, brava, che frutta. Avevo visto che tu fai bene, sai già per Furlan. Tuo marito anche si rabbia, fai bene a Furlan, sicuramente. Farvele Furlan. Sai io lo conosco. Volevo chiederti, gli due esempi che tu ci hai portato, scusa Sandro se chiedo a lei, ma ti parlo in italiano, mi viene, sono di Sud Tirolo o Alto Adige o Galles, sono di corrispondenza esatta fra dimensione culturale, linguistica e istituzione. Sì. Appena stato ricordato che qui non è così. Allora, signori, la regione si chiama Friuli Venezia Giulia e quindi tecnicamente però non voglio sollevare perché io qui sono l'economista che ti chiede, collega, economista agrario come Sandro, però ecco dal tuo punto di vista questo aspetto non è banale, cioè tutti e due esempi sono di sovrapposizione completa. Qui si apre, come ha detto l'intervento precedente, correttamente, un problema non banale, insomma, no? Quindi c'è questo aspetto anche che poi diventa un aspetto di marketing territoriale e di comunicazione nel campo turistico su cui abbiamo lavorato anche assieme più volte. Insomma, è un problema aperto questo, non è e non è una facile soluzione, credo. No, La tua opinione, grazie. sì, infatti io ho finito dicendo la comunità deve mettersi anche insieme, ma tutta la comunità dall'amministrazione pubblica, la comunità, cioè qual è l'identità? Voi come Friuli Venezia Giulia o andate Friuli, ma altrimenti è Friuli Venezia Giulia e quindi non può essere un Friuli Venezia Giulia che parla il friulano quando rappresenta anche Trieste. Perché crea, uno, non vi è una vera identità, due, non è autentico, tre, crea confusione sul mercato. Perché poi il turista che arriva vuole sentirsi salutare con il mandi piuttosto che qualcos'altro, come in Galles il Croeso o altri termini, o il marchio Südtirol dove appare in tutto, c'è una consistenza in quello che viene fatto, cioè consistenza nel senso di consistency in inglese, cioè viene implementato e appare come dicevi tu, Francesco, in tutto, in tutta la filiera, ma in tutti gli stakeholder. Uh, io non so che esiste la provincia di Udine, esiste poi Pordenone, il Friuli, però è diverso dal Venezia Giulia o da Trieste. E, e lì non potete mettere un Friuli Venezia Giulia friulano. L'Alto Adige, per esempio, benché abbia il suo marchio Südtirol, l'ha creato il marchio Südtirol, ha avuto grossi problemi in passato. Ha fatto più ricerche per comprendere qual è l'immagine dell'Alto Adige e ha compreso che il turista è confuso su quello che è Alto Adige Trentino. Non sa riconoscere se è stato in Alto Adige o se è stato in Trentino, non, a volte va in Trentino di essere stato, dice di essere stato in Alto Adige, a volte va in Alto Adige e dice di essere stato in Trentino. Mantenere la lingua in questo senso è dove si parla il tedesco all'Alto Adige, dove si parla l'italiano o il trentino o al massimo il ladino nella Val di Fassa, di Fiemme e Fassa, è il trentino. Credo che voi dovete, è una cosa che deve essere pensata molto, molto bene, non è di semplice soluzione il fare una promozione marketing a nome Friuli Venezia Giulia con il friulano. Più semplice forse è per il comune di Udine se riesce ad avere un marketing e una potenza sul mercato propria per avere un marchio Udine sul mercato internazionale o sul mercato nazionale, perché spesso le destinazioni si aggregano per avere più forza sul mercato e quindi essere riconosciute di più. Diverso però poi rimane quello che è l'uso della lingua nell'amministrazione pubblica o nelle scuole. Lì è una scelta più che altro politica e della popolazione locale, perché anche la popolazione locale
deve abbracciare l'idea, altrimenti poi c'è uno spostamento totale sulle scuole di lingua inglese per il Galles o italiana per il Friuli Venezia Giulia. Il Galles, noi nel nord dove sono io si parla molto il gallese. Ci sono scuole che sono di sola lingua gallese, ma nel sud ci sono molte scuole che sono solo di lingua inglese, principalmente scuole di lingua inglese, perché la lingua non viene parlata. Quindi andare a portare scuole di sola lingua gallese nel sud diventa molto più difficile. Concordo comunque con Francesco, assolutamente. È un lavoro difficile e complicato,